MDN Veneto incontra Francesca Businarolo, benvenuta. Grazie, buongiorno. Allora, oggi con lei parliamo di questa lettera che lei e altri due deputati hanno presentato al ministro Patuanelli in relazione all'onoreficenza conferita ad Enrico Marchi riguardo al Cavaliere del Lavoro. Ci spiega un po' che cosa è accaduto e perché voi avete presentato questa lettera? Sì, molto brevemente, Enrico Marchi, lo dico per chi non lo sa, è la D di Save. Save è la società che gestisce l'aeroporto di Venezia e che in maniera, diciamo così, non troppo cristallina è entrata anche a gestire l'aeroporto di Verona. È entrata in maniera non cristallina perché insomma sia ANAC che l'Antitrust e la Corte dei Conti hanno effettivamente definito che quell'ingresso, acquistando per una pipa di tabacco, si direbbe, le quote parte delle quote di Villafranca, è entrato in aeroporto con una ricapitalizzazione che dal 2% è arrivata al 40%. Ma questo non è l'unico problema di Enrico Marchi con l'entrata di Save in Catullo, è stato poi il non fare nulla, perché il nostro aeroporto, lo sapete, chi va in aeroporto lo sa quantomeno, che non è stato rimodernato, dove erano state fatte tante promesse di riqualificazione, di ammodernamento, di nuove tratte e quant'altro, cose che non sono state poi rispettate. Anzi, con la nuova gestione molti posti di lavoro sono stati nuova gestione, il nuovo ingresso, molti posti di lavoro sono stati persi o cambiati. Cosa è successo a fine maggio e primi di giugno? Il Presidente della Repubblica nomina i Cavalieri del Lavoro. È una bellissima e meritata onorificenza per alcune persone, per altre, come nella fattispecie di Enrico Marchi, io e altri colleghi abbiamo sollevato delle perplessità. Non solo io, ma ripeto, Arianna Spessotto, che è in Commissione Trasporti alla Camera, Orietta Vanin, che è di Venezia e quindi conosce bene le dinamiche veneziane della gestione Marchi-Save. Insieme a noi altri tre associazioni hanno firmato ONLIT e due comitati che sono a tutela, diciamo, dell'ambiente e del territorio veneziano. Perché? Perché abbiamo segnalato a Patuanelli, che è lui il ministero comunque competente a segnalare al Presidente della Repubblica i nominativi per le candidature all'encomio di Cavaliere del Lavoro. Abbiamo segnalato a Patuanelli, dicevo, due fatti rilevantissimi secondo noi, che avrebbero inficiato anche la sola segnalazione se fossero venute diciamo a evidenza del ministro e del ministero. Il primo fatto è una condanna di secondo grado per aver utilizzato stagisti facendoli lavorare come lavoratori dipendenti, però non pagandoli o sottopagandoli come stagisti. La Corte d'Appello di Venezia ha sentenziato che Save Marchi, nella persona di Marchi, ha agito in maniera illegittima, quindi contro la legge. Questo è il primo fatto. Il secondo fatto ve l'ho anticipato prima, cioè Save, entrando in Catullo, nel nostro aeroporto veronese, non ha investito, non ha fatto crescere la nostra economia, anzi ne ha tarpato le ali, un'economia che sapete è ricchissima. Lasciamo perdere la brutta parentesi Covid che ha gambizzato purtroppo tutta l'Italia, ma prima del Covid, e adesso sono sicura ripartiremo, Verona per il turismo, per il settore enogastronomico, per le nostre fiere è crocevia di turismo, persone d'affari e persone che lavorano nel nostro territorio e vengono a visitarlo. Ecco, l'aeroporto è importantissimo, è importante, e Save e Marchi non hanno investito, anzi, ripeto, nella fase di ingresso loro hanno invece non agevolato, non aiutato i lavoratori. E siccome le caratteristiche per essere nominati Cavalieri del Lavoro è appunto aver agito senza macchia, diciamo, ma se rileggete la lettera della norma è molto più specifica, cioè non bisogna aver avuto procedimenti civili, peggio se penali, ma insomma in questo caso c'è un procedimento civile, visto che è stato condannato per aver abusato di stagisti, invece abusato dal punto di vista lavorativo di stagisti, invece che di farle fare appunto lo stage, li faceva lavorare come dipendenti normali. E ripeto, la questione veronese l'abbiamo segnalato al ministro perché probabilmente questa cosa è stata
sottovalutata o forse non è stata evidenziata, può succedere, non è come dire, è grave, però è bene farlo presente. Noi abbiamo voluto e abbiamo trovato nel Ministro la disponibilità ad accogliere la nostra lettera, l'abbiamo fatto in via ufficiale, quindi non ci siamo nascosti sicuramente dietro qualche via burocratica meschina, voglio dire, nascosta. Semplicemente abbiamo fatto presente al Ministro che per una questione di prassi lui sigla una lista di nomi che emerge da una commissione interna al Ministero. Quella commissione probabilmente non ha lavorato in maniera approfondita, non ha lavorato abbastanza bene. Quindi con la nostra lettera abbiamo voluto evidenziare un problema importante per il nostro Veneto. C'è una persona che ha ricevuto un encomio che probabilmente non era proprio nelle sue corde, poteva ricevere forse qualche altro encomio, non Cavaliere del Lavoro. Per adesso ce l'ha, se la tiene, se la può godere, però ecco, noi abbiamo voluto mettere un punto, dire che questo signore per noi non se la meritava. Ci sono tanti altri esempi, insomma, di cavalieri che sono stati destituiti, ma non andiamo a scomodare dei nomi altisonanti. Possiamo dire Berlusconi tranquillamente, lui era cavaliere ed è stato destituito proprio per i procedimenti penali che ha ricevuto. D'accordo. Deputata, grazie per il suo intervento e per averci portato a conoscenza di questa richiesta formale e molto importante, soprattutto per quello che riguarda la Regione Veneto. Del resto noi curiamo questo inserto che è proprio MDN Veneto, Mayday. Cerchiamo di raccogliere i segnali di soccorso che arrivano dai cittadini, diciamo cittadini normali, ma anche dai deputati come lei, visto che lei ci tiene tanto al Veneto, e facciamo in modo da risentirci per capire se ci sono novità, ci porterà al corrente se ci sono sviluppi rispetto a questa situazione. La ringraziamo di averla disturbata anche perché lei è in casa in pieno fermento con attività quotidiane, quindi grazie per averci dedicato il suo tempo, che sappiamo i parlamentari hanno veramente tante cose da fare, tanti impegni istituzionali e devono anche pensare alla propria vita. Grazie deputata. Grazie, a disposizione, arrivederci. Mayday, Mayday, I've been shot, Mayday.